Walter Onicchini, dopo quasi 10 mesi di carcere, chiede la sospensione o il differimento della pena per poter tornare a casa oppure una misura alternativa come la detenzione domiciliare. Una richiesta che il commerciante di carni di Legnaro, in carcere per aver sparato e ferito un ladro entrato in casa sua nel luglio del 2013, ha fatto tramite il suo avvocato perché la moglie Sara ha bisogno di cure e deve affrontare un intervento. Anche la madre di Onicchini non sta bene, non riesce a gestire da sola la ditta che prima portava avanti con il figlio. La richiesta arriva dopo mesi difficili per la famiglia. La moglie Sara, mamma di 2 figli minorenni, deve sottoporsi ad un intervento per risolvere un problema cardiaco, ma non sa a chi affidare i 2 bambini che da mesi attendono il ritorno a casa del papà condannato a 4 anni e 11 mesi per il tentato omicidio aggravato del ladro albanese che il 22 luglio del 2013 era entrato nella loro casa di Legnaro per rubare. Ora la famiglia si è trasferita a Camponogara. A novembre la moglie Sara aveva scritto una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere la grazia per Walter, ma non c'è stata ancora risposta. Nell'attesa, il legale della famiglia Onicchini ha richiesto al Tribunale di sorveglianza il rinvio alla sospensione dell'esecuzione della pena o almeno la detenzione domiciliare. Per l'ordinamento penitenziario al detenuto che presenta domanda di grazia spetta di poter chiedere la sospensione dell'esecuzione, ma nella famiglia di Walter ci sono dei gravi problemi di salute sia per la compagna, mamma dei suoi figli che ha una sua azienda, sia per la madre che manda avanti l'azienda della famiglia e quindi si può chiedere, cosa che abbiamo fatto, la detenzione domiciliare per consentire al detenuto di dare una mano e di stare con i bambini, uno dei quali è sotto i 10 anni, perché altrimenti non riescono né a curarsi né a mandare avanti le attività che hanno. Walter Onicchini è rinchiuso da quasi 10 mesi nel carcere Due Palazzi di Padova, in un regime protetto per garantire la sua incolumità, mentre il ladro che aveva ferito è latitante nonostante la condanna definitiva a 3 anni e 8 mesi per il furto nella villetta del commerciante di carni.